Sono terminate le vacanze estive e inizia finalmente la scuola. Tutto è pronto, lo sono anche le BCC, le banche di credito cooperativo, sempre al fianco dei ragazzi e delle loro famiglie. Nel mese di settembre riprende la scuola e riprendono tutte le attività legate al ciclo di studi di bambini, ragazzi e giovanissimi. Le difficoltà e i momenti di tensione e di fatica non mancheranno nel corso dell'anno, anche perché le attività scolastiche sono sempre più complesse e più dinamiche. Le banche di credito cooperativo, le uniche banche locali rimaste davvero a presidiare il territorio, faranno la loro parte nel sostenere le istituzioni e le famiglie in questo compito così bello e di così grande responsabilità. Quali sono le spese per le quali intervenite? Allora, le spese che interveniamo sono con priorità le spese di libri di testo. Pensi che per un ragazzo che frequenta la scuola media sono già 300 euro all'anno, spese di testo, gli strumenti informatici che oggi sono fondamentali per una didattica anche di qualità, e poi le spese per il trasporto, le spese per i buoni pasto, le spese per i soggiorni all'estero, tutte, e poi anche per altre esigenze che le famiglie hanno oggi nel soddisfare le richieste dei figli, la scuola di musica, la scuola di danza, no? Anche altri interessi che possono avere. E noi in questo da diversi anni siamo presenti con sostegno alle famiglie. Anche quest'anno con un plafond di finanziamento a tasso zero consentiamo alle famiglie, a tutte le famiglie, di poter dare questo sostegno ai loro figli. Sostegno allo studio e a progetti scolastici innovativi, educazione al risparmio a scuola, ma anche concorsi, borse di studio, incentivi al merito e finanziamenti a tasso zero per le famiglie per tutto ciò che serve alla scuola. Se non ci fossero le banche di credito cooperativo, le scuole locali cosa farebbero? Ho visto che le banche di sistema stanno diventando sempre più grandi e si allontanano sempre di più, e sono economie di scala che hanno solo un valore economico e chiaramente vedono il profitto degli azionisti, e di conseguenza poco, diciamo così, hanno a che vedere con il territorio, che non è solo fornire quel quid di costo del finanziamento o quant'altro del servizio in meno, ma è un servizio di relazione completo che si avvale sia della parte che riguarda l'aspetto economico, ma che ha anche con sé un grande aspetto relazionale che è dato dal rapporto umano che si crea fra il cliente o fra il socio e la banca stessa.